Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi siamo in Trentino, abbiamo lasciato la macchina al rifugio Chalet Panarotta e andremo sul Monte Fravort a testare un altro bivacchino dei Kurzel. Abbiamo tirato fuori dal letargo Chiara. Ciao! E per tirarla fuori dal letargo nella maniera più appropriata le facciamo fare il suo primo bivacco, che però è dietro casa, quindi è tranquilla. Sì, sono tranquilla, in caso torno giù a casa. Esatto. E il falegname alta quota 2.0. Matteo non mi invitava più ai suoi bivacchi, quindi che bugia. Hai solo amici trentini adesso, vai solo in giro con i falegnami, sempre con le motoseghe in mano. motoseghe, no Rolex. Cheat. Dai, ci vediamo solo dopo. Il mugo del cruccolo. Volete anche voi? Io no, grazie. No. Al Trentino. Che buono. Questo me lo porto via. Dalla località La Bassa abbiamo preso il sentiero della prima guerra mondiale che passa sulla sinistra rispetto alla direttissima che sarà il Fravort, perché vorremmo arrivare alla Forcella Fravort e poi salire il Grolite prima di arrivare al bivacco. E lungo questo sentiero ci siamo trovati un bivacchino che ha solo una panca, qualche posto letto ma senza materassi. Proseguiamo. Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Vecchio! Vecchio! Ah, telecamera. No one can save you. It's all on your mind to change to. And baby, you can really try if you climb your way up. Do it on your own and you should out of luck. Nobody will help if you're flying too close to the sun. 'Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. You're gonna get burned. They say you should never roll all the dice without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Tell me, side, don't you tell us so how you actually feel. If you do the now. E tu cos'hai qua di pranzo quindi? Piadina con all'interno barrette se ho fame, una mela Da brava trentina. da brava trentina, tisana per questa sera, un'altra mela rigorosamente nella tazza che mi ha detto di portare Matteo. In ceramica. Pesa 1,5 kg. No. Questa si taglia. Questa bisogna tagliarla. Cos'hai lì, Michael? La baguette! E me ne darai un pezzettino, la punta almeno. Stasera ti do tutto quello che vuoi. Io dormo fuori, non voglio vedere niente. No, tu dormi dentro. Tu partecipi, non è che devi vedere. Io frittatina. 'Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Ne abbiamo pranzato, ci lasciamo alle spalle cima a Grolite e adesso ci ridirigiamo verso Forcella Fravort e poi andremo in direzione del bivacco che è in cima. Sei andato benissimo, non serve che la tagli. Grazie Chiara, grazie. Sì, è questa. Ah, è questo qua? Sì. Ah, Paolo e Gio mi avevano detto che era una roba tutta nuova. Vabbè, comunque ci sono 6 posti letto, come vedi libero, come ti avevo detto. Cioè, andiamo tranquilli, abbiamo tutto lo spazio per noi, meglio di così. Quindi Chiara, tu dormi qui? Hai detto? Io Stai sì. dicendo questo? Sì. Ok. Allora noi dormiamo a quello là, che forse è un po' meglio. Torno? Ciao. Va bene.
Bivacco Fravorto raggiunto, ci sono 6 posti letto ma 2 materassi extra, quindi si arriva anche a 8 posti. È il suo gradimento? Assolutamente sì. Poi cosa ti avevo detto? Devi ascoltarmi. Libero, abbiamo potuto scegliere i posti letto. Cioè, direi che ti devi fidare di più di me. Comunque qua tra i 2 gruppi di letti ci sono dispense con dentro un po' di cibo, piatti, cose e coperte soprattutto. Libro del bivacco, carte, accendini, cose. Sono stato incaricato di portare in quota il nome di chi ha costruito questo posto e quindi visto che la frittata non è bastata, voglio provare i nuovi prodotti di Lio Food della linea Lio Bistro. Sono porzionati per non essere un pasto vero e proprio ma più che altro una merenda, quindi questo in particolare è vegano e gluten free ed è una specie di spezzatino messicano senza carne. Se siete interessati a provare i loro prodotti, ovviamente link in descrizione col mio codice sconto. Profumo niente male. Approved. Ma non ti vergogni andare a letto a quest'ora? Ma è tardi, Matteo, dai. Sono le 5:30 di pomeriggio. Che roba? Spettacolo. Cioè, Tanta roba, sì sì. stupendo. 'Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. 'Cause you're gonna get burned. Perché lo strofinaccio? Hai visto lo strofinaccio? Con? I cuoricini? E cosa ti serve? Perché lo metto sotto il culo perché la panca è fredda e ho freddo dopo. Quindi lo metto qua così, vedi? Mamma mia, che principessa. Cioè, vai, vedi? Tac, tac. Oh, Sono a posto. Questo lascio lì, i Bastoni. Ti sei preso il massimo di bastoni praticamente. grande maestra Chiara alla fine, E io sono un ottimo partito. Infatti, segno. Questo è il re di spade. Il re. Il re. Voi dite re. Re. Il re. Parlate strani, voi trentini, Il re. Ma perché noi abbiamo tutte le chiuse. Sì, certo. Voi ci avete tutto aperto. Lì. 'Cause you're gonna get burned. They say you should never roll all the dice without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Ehi Siri. Ehi Siri. Ehi Siri, va a Ehi Siri. Imposto un timer di 9 minuti. Ti sto ascoltando, Buon appetito. Buon appetito, buon appetito. Nobody will help if you're flying too close to the sun. 'Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. Benvenuti. Bravo, bella maglietta. Ma voi cosa vi siete fatti di cena? Quindi panino con lo speck, giustamente. Quindi ho tagliato speck e Speck formaggio wuster. Sai che c'è una pagina Instagram che si chiama Moca in Montagna che mi continua a mandare che le foto e me le condivide sempre. Davvero? È un amore. È un amore proprio reciproco. Mi vuole la mochetta gialla della Sì, DLL. sì. E quando vado in giro faccio sempre la foto col mio gigino della mochetta gialla. Ma perché te la porti in giro anche quando Certo. andate in montagna? Col forneletto, la cialdina e la mochetta gialla. Che bello. Da una casa certo, scatolone, certo. se vuoi. Prendo dietro il generatore. Perché hanno preso per sbaglio uno Macchinetta del scatolone caffè, pieno. Io non metto ce l'ho la cialda e faccio il caffè. macchinetta del caffè. Sì. Vieni qua Bene, possiamo chiudere. Ah, ecco. Ma basta. Guarda il mirtillino. Che spettacolo. Mirtillino Mirtillino e zirmol. Un po' di yoga. E se vai giù al parcheggio, guarda se c'è ancora la mia bimba. Chi è la tua bimba? È la mia macchinina? Oh madonna. Ma guarda che è sul lato, era lì sul lato. Dai. Sì. Gli ho dato un po' di spintone. Ma dopo ha cominciato a rotolare, ma è atterrata giusta, perciò la trovo giusta. Tanto è tonda.
Grazie che ci avete portato su qualcosa di alcolico voi, perché noi solo Noi non ci avevamo pensato. Grazie per essere passati. Buon rientro. A domani. A domani. Let me die, please. E quindi devo mettere giù io. Direi sì. a rigor di logica sì. Comunque spezzo una lancia a mio favore, è la prima volta che gioco a briscola, quindi sono... No, non è la prima volta, ci abbiamo giocato 5 partite prima. Sì, prima volta, primo giorno. Ma tu devi sbagliare. Guarda che ti tiro una palla. Basta, Chiara non la invitiamo mai più. C'è un po' di aria. Intanto grazie a Barbara e Paolo che sono venuti a trovarci, sorpresa super gradita. E poi GoPro fuori e ci vediamo domani mattina. Notte. Notte. Buongiorno, devo ammettere che dopo l'alba siamo tornati a letto ancora un paio d'ore perché eravamo un po' stanchi. Adesso siamo quasi tutti svegli, facciamo colazione, poi come al solito puliamo il bivacco e torniamo giù facendo un sentiero diverso da quello di ieri, così portiamo a casa un anello. A dopo. Comunque grazie Chiara perché ci avevi detto che non sarebbe salito su nessuno e effettivamente hai sbagliato. Effettivamente non c'era nessuno. Effettivamente eravamo in 14. Grazie Chiara. Prego. Chiara, com'è andato quindi? Benissimo, fantastico, stupendo. Mi è piaciuto tantissimo. Dormito bene? Sì, dai, tutto sommato sì. Sei venuta anche col migliore, quindi voglio dire. Sì, esatto. Ci hai pensato un attimo però. Sai vabbè. com'è la differenza, no? L'ossigeno. Michael, tu ti sei trovato bene anche se ti troverai meglio probabilmente a Capannafasso. Però insomma. Pigliamo un po' cos'è sta roba, perché i trentini a quanto pare usano come intercalare. Che madonna, non si può sentire. Oh. Ecco, questo è l'originale. Boh, spero che questi 2 giorni vi siano piaciuti. Ci vediamo lunedì prossimo 8:30 con un nuovo video. Ciao. Ciao.